Cari amici di Sicilia Magazine, ci troviamo a Sicilia Fiera per l'inaugurazione di Strano in Expo, evento che raggruppa tutti i player del settore dell'industria che si tiene fino al giorno 17 aprile. Tanti temi di cui si parlerà, fra cui l'innovazione tecnologica, l'intelligenza artificiale e il light design in ambito sostenibile. Tutto ciò grazie a Strano SpA, azienda leader del settore e del futuro del mondo delle costruzioni, che proprio quest'anno celebra i suoi 80 anni. Sì, la fiera nasce per festeggiare gli 80 anni della nostra azienda. Si dice che chi non conosce il proprio passato non può affrontare nel migliore dei modi il proprio futuro. Noi siamo molto legati chiaramente alla nostra storia, ma è una storia fatta di sfide, di cambiamenti, di innovazione, e quindi tutto quello che ci ha caratterizzato negli scorsi anni è anche un motore, è una spinta propulsiva per quello che faremo nei prossimi anni. Il nostro è un settore, un po' tutti i settori, ma il nostro in particolare è un settore ad altissima evoluzione tecnologica, cambiamenti repentini, e quindi se non stiamo bravi a stare al passo coi tempi, se non mettiamo in discussione le scelte che abbiamo fatto ieri per capire se sono attuali oggi e se lo saranno domani, le aziende difficilmente possono avere un futuro. Noi lo facciamo sempre, continuiamo a farlo. Oggi abbiamo fatto questa manifestazione per creare informazione anche attraverso i nostri clienti, che oggi vedranno più di 130 espositori che proporranno delle novità di prodotto, prodotti che oggi iniziano a dialogare con l'intelligenza artificiale, e quale migliore occasione di vederli fisicamente all'opera in un unico evento in questi 3 giorni. Qui oggi inizieremo con i primi incontri, abbiamo un nome importantissimo nel mondo dell'illuminazione, il dottore Palladino, che terrà 2 convegni. Siamo molto orgogliosi perché ha accettato di buon grado il nostro invito e soprattutto replicherà l'incontro. Grazie al successo che abbiamo avuto siamo stati costretti a replicare le date, quindi sicuramente è un argomento molto interessante. Noi siamo già la 3ª generazione, 80 anni di famiglia, stiamo realizzando un grande desiderio di mio padre e di mio nonno. Giustamente noi siamo un collante tra quello che è stata la tradizione e l'innovazione in questi 80 anni, però siamo costretti ed è indispensabile pensare immediatamente a quello che è la 4ª generazione e a quello che dobbiamo lasciare a chi dopo di noi prenderà in mano le redini dell'azienda. Importantissimo, stretto, anche perché la tecnologia è tutto, è il nostro presente ma è il nostro futuro, quindi la nuova generazione è soltanto tecnologia. Lo vedo già da mio figlio che è nato con questa iPad in mano, i telefonini, il computer, lì con queste manine velocemente scrivono, inviano messaggi, a scuola lo studiano, quindi la tecnologia è la base del nostro futuro. Grazie anche alla lungimiranza della famiglia Strano, che ha immaginato questo nuovo evento, le cui ricadute si capitalizzano nel territorio, e siamo grati per questo ad un'azienda leader del settore con valenza nazionale. Le imprese che hanno fatto la storia di questo territorio, che producono, che danno posti di lavoro e che creano eventi come questo, che significa anche un turismo commerciale che per la nostra città e il nostro territorio sono fondamentali per un futuro sempre più prospero.